Sindaco, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Continuiamo i nostri colloqui tramite Skype, considerando le ristrettezze del Covid-19 che purtroppo ci impone. Allora, Sindaco, come si vive questa lunga agonia, diciamo, Sì, dovuta all'isolamento del Covid-19? Una panoramica complessiva per poi addentrarci nelle varie problematiche e nelle tante cose che lei come primo cittadino di Santo Stefano di Quisquina ha fatto. sì, grazie direttore, grazie a voi per questo invito. È ovvio, è indubbio che dal 31 di gennaio, con lo stato di emergenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la vita anche dei sindaci è cambiata. Obiettivamente siamo presi tutta la giornata da momenti di grandissime difficoltà organizzative, da problemi di carattere sanitario. Sapete bene che i sindaci siamo il principale front office sul territorio. Ci stiamo occupando del bene comune, inteso in senso molto ampio. Bene comune vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini. E noi lo stiamo facendo in questi giorni occupandoci specificatamente di un tema specifico che è la salute dei cittadini. Stiamo seguendo pedissequamente quelle che sono le indicazioni del governo nazionale, i DPCM che sono susseguiti in questi giorni, in queste ore, così come abbiamo seguito in maniera meticolosa le ordinanze di protezione civile regionale e le ordinanze presidenziali del presidente Musumeci. Non è mancato il lavoro, direttore, lo abbiamo fatto con grande impegno, con grande abnegazione, cercando di informare i cittadini anche di tutta una serie di norme amministrative che sono accavallate. Lei capisce che ci sono norme di carattere regionale che si sono accavallate su quelle nazionali e poi spettava ai sindaci capire come calarli nelle realtà locali, perché probabilmente anche qualche mio collega forse è andato oltre l'istituto delle ordinanze sindacali. Sindaco, oggi c'è stata una forte presa di posizione nei confronti di una norma che la Regione si dovrebbe apprestare a varare, che è quella dei commissariamenti dei sindaci a scadenza sostituendovi appunto a dei commissari, no? C'è stata Ma una nota sì, sì, sottoscritta ma da guardi, tanti sindaci. Ecco, guardi, facciamo un po' una sintesi sì, di... guardi, io non sono interessato, io sono al secondo mandato, ma sono al secondo anno di mandato, quindi non ero interessato direttamente da questa vicenda. Però mi lasci passare il termine, sono rimasto basito e sgomento da questa presa di posizione di qualche deputato regionale e specificatamente l'onorevole Lo Curto che ha presentato questo emendamento. Non le nascondo che sono stato tra i primi sindaci ad attivarmi, sono stato uno dei primi a firmatare anche in sede di ANCI Sicilia. Io parlo anche come componente della direzione regionale dell'ANCI. Mi sono attivato da subito per far sì che questo scempio, perché veramente era un emendamento scempio, si fermasse e ci auguriamo che si fermi. Abbiamo stilato un documento molto articolato. Stamattina personalmente io, a nome dei colleghi dei 43 sindaci agrigentini, l'ho inoltrato al presidente Musumeci e al presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Cosa chiediamo? Chiediamo tre cose su tutte. Intanto che l'emendamento venga dichiarato inammissibile, perché è inammissibile. Io ricordo a me stesso che c'è oggi un provvedimento del governo nazionale che dice chiaramente che le elezioni amministrative sono state rinviate nella sessione autunnale, quindi dal 20 ottobre al 20 dicembre, in quest'arco di tempo, e che quindi sia ovvio, sia palese, sia naturale, sia anche, mi passi il termine, anche democratico, che siano i sindaci che oggi hanno vissuto questo momento storico particolare a traghettare i comuni verso le elezioni. Non ci stiamo con questi commissariamenti, diciamo, che invadono anche la sfera non solo politica, ma dico soprattutto democratica della vita politica amministrativa dei comuni, e pertanto abbiamo richiesto con forza che questo emendamento venga
in ogni caso dichiarato inammissibile come primo punto, e in subordine abbiamo chiesto al Presidente Miccichè di far ritirare l'emendamento all'onorevole Lo Curto, e non per ultimo di eventualmente che questo emendamento venga votato in aula non col segreto dell'urna, ma a chiare, diciamo con il voto palese, in modo da capire che eventualmente chi sono quei deputati che accondiscendenti a questo emendamento, che devo dire può essere sicuramente definito un emendamento che va contro e viola le regole democratiche e istituzionali degli enti locali. Avete avuto già una sorta di interlocuzione con la regione o vi siete limitati solamente a questa lettera? No, guardi, la lettera di stamattina, devo dire, segue un percorso che già aveva attivato con straordinaria determinazione l'ANCI Sicilia. L'ANCI nel Consiglio regionale della settimana scorsa già aveva inoltrato un documento di protesta alla regione siciliana. Noi abbiamo voluto dare continuità a quanto fatto dall'ANCI Sicilia e lo abbiamo inoltrato perché sappiamo che da domani andrà in aula questo emendamento, questo provvedimento. Quindi ci siamo limitati a supportare, mi passi il termine, anche a rafforzare l'attività che egregiamente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sta nella sua interezza e andando oltre assolutamente le dinamiche politiche e partitiche, sta portando avanti in questi giorni più che mai anche su questo argomento. Sono stati altri sindaci di altre province che hanno supportato questa iniziativa? Non le nascondo che sono 61 i comuni interessati da questa vicenda, sono 61 i comuni siciliani che andranno al rinnovo delle cariche elettive, dovevano andare a maggio come pensate, e quindi andranno a ottobre. Le dico che questa nostra iniziativa è stata accolta con grande piacere. Io mi sono sentito stamattina con molti colleghi, soprattutto del palermitano, che hanno fatto proprio questo documento e lo replicheranno a ore, diciamo, inoltrando all'Assemblea regionale siciliana. Quindi si è messo in moto un meccanismo virtuoso di buone prassi, perché io la considero anche questa una buona prassi civica, amministrativa e di regola democratica. Non può essere calpestata la democrazia con la nomina di questi commissari ad acta che si sostituirebbero al ruolo dei sindaci, che hanno diciamo, in questi giorni sono stati in prima linea in questa emergenza Covid e quindi conoscono bene quelle che sono le peculiarità, le realtà locali e conoscono anche le criticità dei comuni, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Quindi è opportuno, è doveroso, è corretto che i sindaci traghettino i propri comuni di appartenenza alle elezioni di autunnali. Tra l'altro, appunto, come diceva lei, in questo momento di emergenza, insomma, ci sembra un po', diciamo, superfluo questa decisione. Voi siete stati impegnati da diversi mesi su questo fronte, i sindaci siete stati proprio in trincea, il trade union tra le istituzioni e i cittadini, per cui la nomina di un commissario, di una terza persona esterna che magari arriva in un comune senza conoscere realtà, situazioni esistenti, dico, sembra una cosa anche un po' fuori luogo, no? Considerando anche il momento in cui si sta vivendo. Direttore, noi l'abbiamo definita come un eufemismo per dire che è inopportuno, per usare veramente inopportuno per usare un eufemismo. Dire inopportuno credo sia riduttivo, non voglio andare oltre, ma mi auguro e sono diciamo, fiducioso nel voto dell'Assemblea regionale siciliana, nel lavoro anche diciamo, nella mediazione del presidente Musumeci, a cui riconosco grande onestà intellettuale, grande capacità. Non si può far passare per mere azioni di dinamiche politiche interne al governo regionale un provvedimento di questo tenore, che ripeto è un provvedimento assolutamente inopportuno in questo momento. Questa vostra presa di posizione
segue una precedente presa di posizione che avete fatto qualche giorno fa relativamente alla spesa di fondi della regione, che avete chiesto, diciamo, una procedura più snella, perché io ho intervistato il suo collega, il sindaco Pace, che insomma anche lui ha fatto questa lettera in cui questi fondi insomma erano difficili a spendersi. In Ma questo guardi, senso c'è stata qualche ulteriore novità su questo campo? sì, guardi direttore, anche lì, diciamo, lì entriamo in una tematica diversa, squisitamente tecnico-contabile. Noi, come ben sa, abbiamo speso, credo il mio comune già li ha spesi quasi tutti, credo che tutti i comuni, tutti i colleghi sindaci si sono attivati con le misure urgenti di solidarietà comunali. Mi riferisco all'ordinanza di protezione civile nazionale, la 685, che ha dato la possibilità ai comuni diciamo, di attivarsi con dei buoni spesa di carattere alimentare per tante famiglie bisognose. Bene, quell'ordinanza, la 685 di protezione civile, andava in deroga a quei meccanismi di carattere amministrativo, di carattere contabile. È stato un gioco da ragazzi, mi passi il termine, per le amministrazioni comunali a introitare quelle somme, a andare in giunta per la variazione di bilancio, a poterle spendere e poter subito diciamo, innescare quel meccanismo di convenzione anche con le attività commerciali. Cosa ben diversa purtroppo è con le somme che la regione siciliana ha destinato ai comuni. Io voglio dire che questo voglio che sia chiaro. Anche questo non è un argomento di critica e di ordine politico nei confronti del governo regionale. A Coatto, che è una delle prime regioni che si è attivata in questo senso, per dare supporto ai comuni per quanto riguarda appunto le misure di solidarietà comunale. Però purtroppo anche lì lo abbiamo fatto notare in sede di ANCI, lo abbiamo fatto notare con gli incontri nella direzione regionale di ANCI a cui ha partecipato il vicepresidente Armao con la delega all'economia, l'assessore Bernardette Grasso con la delega agli enti locali. Lì c'è un problema molto rilevante che riguarda quelle somme. Quelle somme sono dei fondi che vanno a essere introitate dai comuni, sono dei fondi POC, sono dei fondi europei che necessitano un percorso di carattere amministrativo e contabile molto tortuoso. Una circolare dell'assessore Grasso ha tentato di risolvere il problema, è una circolare che purtroppo lo risolve il problema in parte. Ci aspettiamo una leggina e siamo fiduciosi perché ieri sera già un primo emendamento bipartisan firmato dal capogruppo di Diventerà Bellissima, l'onorevole Aricò, col capogruppo del Partito Democratico, l'onorevole Giuseppe Lupo, stanno cercando di risolvere, devo dire, con assoluta senso di collaborazione il problema. Serve una leggina speciale, serve una leggina ad hoc per dare la possibilità ai comuni di poter accedere a quei fondi e di poterli utilizzare andando in deroga alle normative comunitarie. Oggi un comune non può attivarsi con quei fondi perché quei fondi devono avere, ripeto, un percorso contabile particolare. Necessita il DURC, necessita il codice degli appalti, necessita il codice dei contratti, necessitano tutta una serie di misure, ivi compresa la fatturazione elettronica, che non permette alle aziende, alle attività commerciali convenzionate con gli enti locali di andare, diciamo, in maniera serena verso una individuazione e una elargizione dei fondi, dei buoni spesa in maniera lineare. Attendiamo da un momento all'altro, anche in sede di finanziaria regionale, che il problema venga risolto, ripeto, con una leggina ad hoc, e che questi fondi, ripeto, fondi europei, possono essere spesi con una certa facilità dai comuni, che tra l'altro servirebbero anche per dare la possibilità a ulteriori famiglie in stato di bisogno di avere delle risposte celeri e immediate. Questo noi ci auspichiamo e su questo noi auspichiamo l'intervento pronto e decisivo dell'intero Parlamento siciliano.
Questi fondi che toccavano a Santo Stefano a quanto ammontano? Allora, noi i fondi complessivi che ha stanziato il governo della regione siciliana sono dei 100 milioni per tutti i comuni. Questi fondi sono stati, diciamo, come dire, programmati in vari archi temporali. Questo era una prima attribuzione di un 30% per tutti i comuni. A Santo Stefano Quisquina sarebbero toccati in questa fase 88.000 euro, che si aggiungerebbero naturalmente, sarebbe veramente un buon intervento economico, perché si aggiungerebbero ai 41.000 euro che già il comune ha speso nella prima fase delle misure di solidarietà comunale, ripeto, con la 685, che sono stati i fondi che il governo nazionale, e devo dire con estrema correttezza ed estrema franchezza, che sono stati dati ai comuni in tempi celerissimi. La sera c'è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'indomani pomeriggio i comuni abbiamo avuto i fondi, la liquidità nelle casse comunali. Li avete spesi tutti questi fondi, no? Sì, Santo Stefano noi abbiamo fatto due tipi di avvisi, dando dei tempi diversi. Noi abbiamo dato la possibilità a circa 180 famiglie di avere questi buoni, abbiamo fatto tagli da 10 euro, abbiamo fatto delle misure diversificate per nuclei familiari, lo abbiamo fatto in fasi diverse. Devo dire che siamo stati nelle condizioni la settimana antecedente alla Santa Pasqua, e proprio ieri abbiamo consegnato le ulteriori misure. Abbiamo dato risposta, ripeto, a circa 180 famiglie, naturalmente con tempi diversi, con misure diverse e con una platea diversa. Sindaco, ora la Regione sta facendo una nuova finanziaria, oggi si è aperta l'aula, già in Commissione Bilancio sono stati assegnati fondi per le varie attività, sono previsti anche ulteriori fondi per i comuni. Ma guardi, noi ci aspettiamo tanto da questa finanziaria. Capite bene che i comuni oggi si trovano in una difficoltà enorme, una difficoltà veramente straordinaria per lo stato di emergenza che stiamo vivendo, non solo sanitario, ma per il contesto socio-economico di grandissime difficoltà. Lei capirà, caro direttore, che subentrerà tutta una serie di meccanismi purtroppo negativi che si innesteranno in un circuito molto molto delicato per i comuni. Cerco di essere più sintetico, di spiegarmi meglio. Voi sapete benissimo che i comuni tutti abbiamo un pochettino sorvolato per quanto riguarda le entrate tributarie. Non ci sono comuni che stanno portando avanti i tributi locali, non ci sono comuni che si stanno, diciamo, impegnando anche nella riscossione coattiva delle somme che devono essere riscosse. Si capisce altresì che devono essere garantiti tutti i servizi. Per garantire i servizi senza entrate sarà veramente difficile, e noi stiamo cercando in tutti i modi di barcamenarci con i fondi già anticipati dallo Stato, perché se è vero come è vero che il governo nazionale ha anticipato il fondo di solidarietà comunale ai comuni, è anche vero che quelle risorse erano risorse che già aspettavano i comuni. Per essere chiari, noi non abbiamo avuto ulteriori somme dai comuni, ma sono somme di pertinenza degli enti locali. E allora noi abbiamo chiesto a tutte le forze politiche, lo abbiamo chiesto anche come ANCI Sicilia, che non vengano minimamente intaccate le somme per i comuni, che vengano confermate quantomeno tutti gli interventi degli anni passati e che non vengano intaccate anche quelle misure complementari che oggi sono poste in essere per uno sviluppo organico dei nostri territori. Per non farla lunga, cito soltanto i fondi della SNAI. Ieri c'è stato un tentativo maldestro, un tentativo pericoloso, per esempio, di attingere a questi fondi europei per intervenire su altre cose. Fortunatamente c'è stato un intervento tempestivo da parte della deputazione e i fondi della strategia nazionale area interna non sono state intaccate. Quei fondi servono per investimenti, servono per la strategia
sinergia che già è in fase di accordo di programma quadro e servono per immettere anche liquidità per le nostre imprese. Ecco, noi chiediamo che i fondi per i comuni vengano tutti garantiti. Devo dire che l'ANCI sta facendo un lavoro straordinario in questa direzione, così come devo anche confermare per onestà intellettuale che c'è stato un rapporto, un'interlocuzione molto serrata con il governo della regione. Siamo fiduciosi che queste somme vengano confermate in toto, ma a questa fiducia vogliamo che ci sia la concretezza anche della disponibilità delle risorse, che siano risorse trasferite in tempi brevi ai comuni, in tempi celeri, perché noi dobbiamo anche essere messi nelle condizioni di poter erogare i servizi. E quando penso ai servizi, su tutti, penso al servizio di raccolta dei rifiuti. Non possiamo naturalmente permetterci il lusso di rimanere con i nostri comuni con sporchi e con la spazzatura che non venga raccolta, perché senza la liquidità, senza pagare i fornitori, non sarà possibile andare a conferire i rifiuti nei centri di trasferenza e nei siti adeguati, che tra l'altro non sono a distanza facile da raggiungere per i nostri comuni. Certo, perché non incassando i tributi è chiaro che non si hanno le risorse per poter pagare queste spese. Non incassando i comuni e tra l'altro mettendo in campo tutta una serie di misure a sostegno delle nostre attività produttive, perché guardi, io non sono nelle condizioni e non mi sento diciamo di inviare il ruolo idrico, il ruolo della Tari oppure il pagamento del suolo comunale alle attività commerciali. Come faccio io a inviare il pagamento del suolo comunale all'attività di ristorazione o di bar che da 2 mesi che non riescono a lavorare? Sarebbe veramente una follia e pertanto dobbiamo un pochettino diciamo conciliare le due cose. Da un lato dobbiamo aiutare e supportare le nostre attività produttive, le nostre attività economiche, le nostre aziende, così come lo stiamo facendo in diversificati modi, ma altresì dobbiamo essere nelle condizioni di continuare l'attività amministrativa garantendo i regolari servizi. Devo dire che Santo Stefano è stata una comunità virtuosa. Finora non avete avuto nessun caso di coronavirus, no, Sindaco? No, guardi, a oggi approfitto anche della vostra emittente per comunicare che anche questa mattina l'ASP ha comunicato l'esito dei tamponi che sono stati effettuati qualche giorno fa. Devo dire fortunatamente che noi abbiamo avuto tante persone in quarantena, abbiamo avuto tante persone che sono rientrate dal nord, purtroppo tanti operai licenziati dal nord e quindi sono rientrati nel proprio domicilio, nella propria residenza, però ho avuto una comunità, direttore, veramente con grande senso di responsabilità. Mi faccia dire che i miei cittadini, tranne qualche caso diciamo isolato, diciamo, si sono dimostrati sensibili, sono dimostrati molto responsabili e quindi si sono attenuti a tutte quelle restrizioni imposte dalla normativa. Un lavoro straordinario è stato fatto dalle nostre forze dell'ordine e approfitto anche della vostra emittente per ringraziare quanto hanno fatto i carabinieri, anche la polizia provinciale che è stata a Santo Stefano Quisquina, il corpo forestale, il corpo di polizia locale. C'è stata una sinergia straordinaria con l'ASP, con il comune, per arrivare tutti insieme a mantenere quell'obbligo di legge che è un dovere civico che era doveroso portarlo avanti anche nei confronti dei medici, degli infermieri, dei volontari che in questi giorni sono stati i nostri angeli custodi. La salute, abbiamo detto, dipende da ciascuno di noi, nessuno escluso. E la salute è una cosa che dobbiamo salvaguardare anche in queste ore, perché il lockdown sta per essere archiviato, ma io ritengo che dobbiamo ancora essere vigili, dobbiamo essere molto attenti, perché come lei sa bene, la Sicilia
diciamo, avuto un mese di margine di manovra in più rispetto alle regioni del nord. Questo spazio temporale non lo dobbiamo disperdere, perché ancora il virus purtroppo è in allerta. Lei sa benissimo che molti comuni dell'Agrigentino sono stati oggetto di focolai, sciacca, così come abbiamo avuto un problema in provincia di Caltanissetta, che è Mussomeli, che è un poco distante da Santo Stefano Quisquina, dove c'è un presidio ospedaliero molto frequentato, e quindi ancora dobbiamo essere, diciamo, in uno stato di grande allerta, di grande attenzione. Assolutamente questo non è il momento di abbassare la guardia, e quindi anche i sindaci, come nella qualità di autorità sanitaria locale, oggi sono in dovere più che mai di cercare di non fare abbassare la guardia e di tenere la tensione alta. Una rete di solidarietà si è espansa anche nel vostro comune, sindaco? Sì, anche questo, grazie per la domanda, direttore. Io voglio approfittare, lo stavo facendo in continuità con la sua domanda poco fa, e ora la ringrazio per questo, perché Santo Stefano ha dimostrato veramente una grande rete di solidarietà. Guardi, io voglio citare soltanto delle iniziative che sono state veramente commoventi anche da un punto di vista logistico e organizzativo. Ho avuto l'assoluta disponibilità di tanti professionisti. Voglio citare l'aiuto e il supporto scolastico con un progetto chiamato Isolati non solo, isolati non soli, isolati da un punto di vista scolastico, supportati da tanti docenti che da casa in maniera volontaria hanno aiutato i ragazzi, così come abbiamo supportato e aiutato tante famiglie che non avevano per esempio il wifi e non avevano i tablet, e quindi siamo stati nelle condizioni di poter dare loro, diciamo, quell'aiuto concreto per dare la possibilità ai ragazzi di seguire lezioni a distanza. Così come voglio ringraziare tanti professionisti e tanti psicologi che con un'assistenza specifica hanno organizzato un'assistenza psicologica a distanza per tanti soggetti. Per non parlare del progetto Villa Amica, noi abbiamo un polmone verde che è una straordinaria villa comunale, l'abbiamo messa a disposizione per mezz'ora al giorno, l'abbiamo chiamato proprio un progetto Villa Amica solo per i ragazzi diversamente abili, che hanno potuto utilizzare questo progetto per poter uscire anche mezz'ora al giorno non allontanandosi da casa. Per non parlare anche della straordinaria dello straordinario apporto che abbiamo avuto da tante aziende agricole, zootecniche. Noi siamo guardi al 6° ciclo di sanificazione delle nostre piazze e delle nostre vie. Abbiamo potuto portare avanti questi processi di sanificazione diciamo, con l'apporto e l'ausilio straordinario di aziende che hanno diciamo, le strutture adatte, hanno gli atomizzatori che ci hanno permesso di sanificare le nostre piazze e le nostre vie. Per concludere anche voglio ringraziare i tanti cittadini che hanno realizzato per esempio le mascherine a casa. Abbiamo potuto dare tante mascherine ai nostri cittadini con l'ausilio di tanti privati che le hanno realizzati a casa, così si sono aggiunti anche all'apporto che ci ha dato il Rotary Club Montagna delle Rose con la donazione di circa 200 mascherine e del gruppo San Pellegrino. Questo merita un apporto particolare, perché il gruppo San Pellegrino, lo voglio dire chiaramente, ci ha donato circa 10.000 euro. Stiamo facendo una gara d'appalto specifica perché ci faremo trovare pronti con tutte le strutture scolastiche e le strutture comunali, con i sanificatori, con gli scanner che misurano la febbre per i nostri bambini, e compreremo quei dispositivi che necessitano per tutte le strutture comunali con questi fondi donatici dal gruppo San Pellegrino e specificatamente la sede di Santo Stefano, il gruppo Vela di Santo Stefano Quisquina. Guardi, la solidarietà, io ho detto tante volte, si fa in silenzio. L'abbiamo fatta noi
senza fare comunicati stampa come amministratori, l'hanno fatta i consiglieri comunali, l'ha fatto il presidente del consiglio comunale, l'hanno fatta tanti cittadini. Non abbiamo avuto bisogno di fare dei comunicati stampa. In questo momento è il momento di agire in silenzio a supporto della nostra comunità, e lo abbiamo fatto veramente con grande senso di comunità, e lo abbiamo fatto con grande senso di comunità in tanti interventi, con tante misure, e cito per ultimo e non per ultimo quanto abbiamo realizzato il 25 aprile. Il 25 aprile è stato anche quest'anno, una giornata straordinaria, una giornata che ha voluto ricordare la resistenza, ma che ci ha fatto riflettere chiaramente sul concetto di comunità. La comunità si è stretta intorno ai cittadini con tante iniziative via web, online, e abbiamo perfino illuminato i nostri monumenti ai caduti con il tricolore, anche questo donatoci da una nostra azienda di illuminotecnica di Santo Stefano Quisquina. Sindaco, il 2020 doveva vedere una sagra del formaggio particolare, anche perché avete avuto un riconoscimento come città del formaggio 2020. Invece, a causa del Covid, purtroppo, ho letto un suo comunicato, a malincuore l'avete dovuto annullare. Mi creda, direttore, a malincuore, questo veramente è un grande rammarico perché quest'anno, come lei ha detto bene, avevamo a maggior ragione gli occhi puntati a livello regionale e, se mi permette, anche a livello nazionale, perché abbiamo avuto questo prestigiosissimo riconoscimento che ci ha dato l'ONAF. Abbiamo ricevuto ad Enna questo prestigiosissimo riconoscimento di città del formaggio 2020. Ci eravamo attivati naturalmente da subito per organizzare una sagra all'altezza della situazione, perché, come lei ben sa, ormai la sagra del formaggio di Santo Stefano non è soltanto un mero momento di festa cittadina, un momento di degustazione, ma per noi rappresenta un momento anche di straordinaria promozione delle nostre eccellenze agroalimentari che ancora quest'anno sono state al vertice diciamo, riconosciute come leader nel settore caseario. Ancora quest'anno delle nostre aziende zootecniche sono state riconosciute anche loro con il miglior pecorino DOP della Sicilia. E allora ci eravamo attivati da subito per organizzare una manifestazione diciamo all'altezza delle aspettative. La manifestazione eravamo pronti per lanciarla a livello mediatico, avremmo avuto la presenza di molti chef d'eccezione, avremmo lanciato questa manifestazione quest'anno con grande diciamo determinazione, e, se mi permette, anche con maggiore spirito organizzativo, perché ci tenevamo per le nostre aziende, ci tenevamo anche per questo prestigioso riconoscimento che diciamo ha fatto anche veicolare i nostri prodotti agroalimentari anche nelle sedi commerciali appropriate come meritano. Purtroppo, per le contingenze sanitarie siamo stati costretti ad annullare la 22esima, sarebbe stata quest'anno la 22esima edizione del Quisquina Cheese Festival e della sagra del formaggio dei prodotti tipici stefanesi. Naturalmente speriamo di rifarci il prossimo anno e organizzare con maggiore dedizione e con l'entusiasmo di sempre quella sagra, che per noi diventa un appuntamento annuale importante, anche per la presenza numerosissima, come anche lei ha avuto modo di vedere le passate edizioni, la presenza turistica nella nostra comunità. Sindaco, ci avviamo alla fase 2, abbiamo visto il capo del governo Conte ieri emanare le nuove norme. Ecco, lei pensa che andiamo verso la direzione giusta, o lo stesso Musumeci si è mostrato un po' deluso, diceva in un'intervista che ho ascoltato oggi pomeriggio? Ecco, forse la Sicilia poteva essere un po' più allargata verso queste norme, invece anche noi dobbiamo un po' insomma contenerci ancora, nonostante i casi. La Sicilia insomma non ha tantissimi contagi, eppure
insomma, pensa che questa fase poteva essere diversa per noi? Ma guardi, per usare un termine di qualche mia collega, oggi probabilmente il Presidente del Consiglio sarebbe stato forse doveva essere più coraggioso, ecco, me lo faccio dire, però contestualmente io voglio dire una cosa. Guardi, io sto seguendo attentamente quanto fatto dal governo nazionale e dico chiaramente, e lo dico con estrema chiarezza, che secondo me il governo nazionale si sta muovendo e si è mosso veramente bene in questa emergenza. Non dobbiamo dimenticare che è un'emergenza che assolutamente non era messa in conto. Le difficoltà l'ha avuto la tanta citata America, il governo americano. Mi pare che il presidente Trump ha preso delle cantonate straordinarie con l'emergenza Covid-19. Tutti i governi, tutti gli stati si stanno trovando in grande difficoltà. Io credo che il governo nazionale stia facendo un lavoro straordinario. E poi mi faccia dire, se il governo si affianca di collaboratori, di esperti, allora è la politica che deve decidere. Se il governo non si affianca di consulenti e si doveva affiancare di consulenti, allora in questo momento soprattutto sui social siamo diventati tutti scienziati, siamo diventati tutti medici, siamo diventati tutti infermieri, siamo diventati tutti legislatori. Io sono convinto che il governo stia lavorando bene. Probabilmente, così come l'ha fatto qualche sindaco, qualche presidente di regione, cito non a caso la tanta citata Lombardia sotto tanti aspetti, che oggi paga uno scotto diciamo negativo di tanti errori in tema sanitario. E allora io dico chiaramente che dobbiamo invece tutti insieme diciamo stringerci intorno a questa emergenza, perché io ritengo che questo non è il momento della politica, ma è il momento della politica come arte nobile, è il momento della politica nel senso di bene comune, è il momento della politica nel senso più alto del termine, per dire chiaramente che tutti insieme, al di là dei partiti, al di là delle coalizioni, si vada verso un percorso comune, che è quello del sconfiggere questo maledetto virus, è quello di sconfiggere questa maledetta pandemia, è quello tutti insieme di uscire da questo drammatico momento che ha fatto tante vittime e conseguentemente diciamo in modo conseguenziale lavorare tutti insieme per una ripresa socio-economica della nostra nazione e delle nostre comunità. Poi approfitto per dire che è vero che il presidente Musumeci non è rimasto contento, ma è anche vero che si vocifera che a momento il presidente emanerà una ulteriore ordinanza. Lei sa che noi siamo a statuto speciale e molte cose sono diciamo di competenza della regione siciliana, quindi probabilmente noi ci atterremo a quelle che sono le indicazioni del governo nazionale e sicuramente a quanto ci indicherà il presidente della regione siciliana con le ordinanze che seguiranno di protezione civile. Questo non è il momento delle polemiche, direttore, questo è il momento di remare tutti insieme per uscire da questo maledetto momento. Tutti insieme per uscire da questa gravissima crisi socio-economica che deve dare respiro alle partite IVA, che deve dare impulso alle attività commerciali per una pronta ripresa. Non possiamoci permettere il lusso di ricadere nell'errore e magari in autunno avere una seconda ricaduta sanitaria, che sarebbe veramente una ricaduta, secondo me, poi sì, drammatica per la nostra salute e soprattutto per la nostra economia tanto fragile e tanto debole. E proprio chiudiamo perché insomma già siamo andati oltre, ecco, proprio oltre all'emergenza sanitaria c'è anche un'emergenza economica. Purtroppo tantissime aziende, ci sono vari gridi d'allarme delle confederazioni Confcommercio, CNA, Unione Industriali, che insomma la ripresa per il tessuto economico sarà difficile, con la paura che tantissimi posti di lavoro e tante aziende diciamo chiuderanno purtroppo. Sì, io probabilmente poco fa forse sono stato infelice nell'esposizione, mi riferivo soprattutto anche a qualche settore specifico che
probabilmente poteva avere diciamo qualche restrizione in meno. Non voglio citare settori certo. prevalenti, ma è giusto che un po' tutti vengano messi nelle condizioni di poter riaprire le attività. Io lo farò dal 4 revocando un'ordinanza comunale che imponeva, richiamando naturalmente il DPCM e richiamando specificatamente l'ordinanza del Presidente della Regione, soprattutto le restrizioni di alcuni orari di attività commerciali. Posso anticipare anche che sto predisponendo anche un'ordinanza che prevede gradualmente anche l'apertura del cimitero comunale, magari in maniera scagionata, in maniera ordinata, ma è giusto anche che i miei cittadini possano essere messi nelle condizioni di andare anche al cimitero comunale. Lei sa benissimo che oggi non è stato possibile fare ciò perché c'era un'ordinanza del Presidente del Consiglio, ma c'era soprattutto una circolare ministeriale del Ministero della Salute che impediva diciamo, l'apertura dei cimiteri comunali. Dal 4 mattina stiamo studiando con il mio segretario generale un percorso che ci porti gradualmente anche ad aprire ville, parchi e giardini e cimitero comunale per dare la possibilità appunto concreta di vivere alla mia comunità anche questa seconda fase. Fermo restando che debba essere una seconda fase ancora avviata e vissuta con grande senso di responsabilità, perché il messaggio che deve passare è che il virus non è stato sconfitto. Il virus sarà sconfitto quando avremo i vaccini, quando avremo quelle condizioni sanitarie tali da poter dire e da poter sostenere che non ci sarà più il pericolo. Oggi purtroppo siamo ancora in quelle condizioni di difficoltà e diciamo di emergenza, e quindi non dobbiamo assolutamente, come dicevo poco fa, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Va bene la seconda fase, ma va bene la seconda fase con gli accorgimenti del caso e con le prescrizioni che i nostri legislatori ci imporranno, perché il Premier Conte sicuramente non ha diciamo accontezza di quello che dice, perché ha uno staff autorevole di medici, di scienziati che lo consigliano e credo che lo consigliano bene. Sindaco, noi facciamo suo questo appello, diamo appuntamento a una prossima intervista, magari fuori dal Covid e magari di presenza, magari in un caffè che prenderemo assieme. Grazie della sua disponibilità, le auguriamo sempre un buon lavoro con l'augurio insomma di vederci quanto prima. Grazie a lei, grazie a tutti. Buona serata. Buonasera Sindaco.